ci sto provando a fare una cosa che va oltre le possibilità del mio computer. Non so nemmeno se sarà possibile perché vedo lo streaming che soffre. Mi serve più banda. Comunque, amore, amore, hashtag amore, everybody. Ok. Allora, ragazzi, io non mi vedo, penso che devo staccare, nel senso che io volevo fare questa live e contemporaneamente tenere un occhio a un riquadro da un'altra parte con la partita della Juve che però sarà in un ritardo dovuto da tutto lo streaming, dalle cose e quindi... Ok, benvenuti Tommy Player, Bruherd, Lino Bailo Amore, Francesco, Salvatore, Raffaele, Alfolla. Ma che è successo? Giustamente, A613, spaccate il pulsante mi piace. Sì, seguite il suo consiglio, mettete parecchi mi piace, più belle sim, più parim, eccetera, eccetera. Amore, Francesco Langella, Vincenzo Notari Giacomo, Pasquale Rocco, Lotario Calabria, Luigi Barone e Barone. Ragazzi, buonasera. Buonasera a Stanza. Dicevo qualcosa, mi piace a prescindere, ci piace e vi ringrazio. Io credo che lo stacco sto streaming perché tanto voi mi direte magari se sono troppo in ritardo, la partita è già cominciata, io qua vedo che parlano di cose, forse il canale è sbagliato, ma non ce ne frega proprio. Allora, Alfonso è amore, ok, allora non ti chiamerò più Alfolla, ma ti chiamerò Alfonso, cerchiamo di ricordarci. Hashtag End Police Brutality, Vincenzo ci ricorda? Più live più spesso lo farò. Vincenzo si ricorda il grande gesto di Osimhen nel momento del gol. Io l'ho sottolineato solo come messaggio, come commento al video di approfondimento. Ragazzi, se siete capitati su questo streaming per caso, Valerio Fluido da New York, tifoso del Napoli, facciamo approfondimenti tattici e cose varie. Iscrivetevi al canale perché quando arriviamo a 5.000 io poi vi faccio dei regali, dei veri e propri regali dal mio merchandising. Ma al di là di questo, sottolineiamo veramente il gesto di Osimhen che il primo gol, sai, è un ragazzo di 20 anni, ti aspetti che magari fa un'esultanza strana, qualche cosa che attiri i social, qualcosa su se stesso. Si va a pigliare la magliettina per il messaggio sociale, per la Nigeria and the police nuda. I mean, che non ho parole per la maturità di questo ragazzo che Guagliù ci ha cambiato le sorti di questa stagione. Già si può dire che il Napoli è un altro 90% grazie ad Osimhen, che permette a Gattuso di fare quello che sta facendo. Rigore Crotone, non ci credo. Non ci posso credere. Adesso lo annullano, non vi preoccupate. Chi può condividere la live sui social? Ecco, A613 mi ricorda che devo fare anche questa cosa, lo devo fare anche sul mio Twitter, perché se io mi scordo le cose non va bene. E giustamente io però non... Sapete, quando faccio questi live improvvisi, di solito sono estemporanei, non sono pronto, la luce non è quella giusta, però piano piano mi imparo, credetemi. Sono quelle alla fine è tutta questione di pratica, no? Uno diventa bravo in una cosa quanto più pratica fa. E mi sembra evidente, no? E quindi vado su Twitter, metto il link della live, ne parliamo live insieme e, e twitto. Vediamo che succede, non lo so, magari qualcun altro appare. Ti voglio bene Caffè a Napoli, grazie Showtime, anch'io voglio bene a tutti voi ragazzi, Zenzer, state aumentando, che grande spina dorsale, anche quello è un grande... Il grande, come si dice, è un altro dei temi. Ci sono parecchi temi che possiamo. Adesso io faccio tipo Chiarillo, no? Faccio tutto editoriale, ma no, io seguirò le vostre domande e le vostre richieste. Fatemi sapere, ovviamente. Gol! Amore! Gol! Amore! La ragazza è andata a passeggiare ed è giusto così. Noi ce la facciamo tra di noi. E teniamo un occhio a questo punto alla nostra app. Non ci posso credere. È tutto vero. Simi. Rigore per il Crotone. Qualcuno sta commentando su altri video. Simi, ragazzi. Simi sul rigore. E Lino Bailo parte ha segnato lui. Segna Crotone 1, Juventus 0. Segna Lino Bailo.
Il gol è suo, non è Simi. E Lino Bailo perché volevo fare sempre questo, Lino. Cioè, e poi io te li restituisco poi in privato su PayPal, perché non puoi fare sempre questo ogni volta. Io poi vado in grande difficoltà. Boom! Quanto sei bello, Lino, grazie infinite. Il tuo supporto non finisce mai. Mai, mai, mai. E ti metto qua, vedi fisso, sotto al subscribe, gli altri subscribe. Allora, ragazzi, ha segnato. Sì, mi segna solo alla Juve, è vero. Fabian ha fatto una grande partita stasera perché si sentiva sicuro con Baca alle spalle, sei d'accordo? Levitan, allora, bellissimo argomento. Sì, sì, nel senso che ovviamente, amore, ovviamente, se a Fabian non gli dai troppe impegni di copertura, è più libero ovviamente di impostare. Ma oggi Fabian, io l'ho visto molto bene, ha perso una sola palla nel primo tempo un pochino sanguinosa, ma l'ho visto molto bene a livello di movimento. Fabian è molto dinamico, ecco perché può funzionare il centrocampo a due con uno qualsiasi vicino a Fabian, perché Fabian è molto dinamico, chiude anche le linee di passaggio e si è messo davanti agli avversari. Voglio, ha fatto anche qualche fallo. Fabian veramente potrebbe essere l'uomo in più, è uno di quelli che ci ha deluso di più l'anno scorso, ma più dietro meglio. Questa è una cosa che noi abbiamo detto dall'inizio. Nel momento in cui non è mezzale, quindi non deve per forza puntare alla porta, mettersela sul sinistro per cercare il tiro a giro verso il secondo palo, Fabian diventa un centrocampista straordinario. Straordinario. Lozano, anche grande, ha un altro grande tema. Lozano a destra e a sinistra, Gennaro, Raffaele. Cioè, è bellissimo. Allora, io continuo a dire Chiesa sta provando i primi tuffi. Ragazzi, voi ovviamente tenetemi aggiornato sulla Juventus, ma non per altro, perché qua scatta che il Milan diventa l'anti-Juve, è tra i vari argomenti della serata. Comunque, Lozano a me continua a piacere di più a destra, ma per il semplice fatto che lo vedo più imprevedibile, perché non sai mai, giustamente tende col destro ad allargarsi e quindi a puntare verso il cross, ma non lo sai mai, hai capito? Non è che non ti può scarpare poi all'interno, sai qual è il piede preferito, però lo vedo più imprevedibile e fa una cosa che non abbiamo visto fare a Callejon fondamentalmente, con il piede suo forte sulla fascia, puntare l'uomo e andare verso il cross, cosa che non abbiamo mai visto fare. Quindi è bello, mi piace, mi fa rizzare ancora di più di quando lo fa poi a sinistra, a rientrare e a girare, che però l'ha portato al gol oggi, quindi mica, mica cazzi, va benissimo da tutte e due le parti e sarà un anno in cui ragazzi, la famosa, l'idea di Ancelotti non era poi sbagliata, nel primo anno l'abbiamo visto meglio che nel secondo, poi dopo la squadra è venuta un pochino meno nelle gambe, ma l'idea della duttilità non era sbagliata se i giocatori sono mentalizzati e la vogliono fare. E quindi Gattuso, che rappresenta una continuità, lui entra nel Napoli e cerca di riprendere un po' della roba di Sarri perché i ragazzi stavano in sfiducia. Allora gli dice andiamo di 4-3-3, vi ricordate come si fa? Mettiamo Mertens prima punta, si può palleggiare, stiamo un pochino più bassi, però vi ricordate il 4-3-3, i movimenti eccetera eccetera. Poi, se tu hai un giocatore come Osimhen, puoi essere molto più verticale, puoi puntare la porta, puoi con due passaggi arrivare direttamente e giochiamo con quattro attaccanti veri. Ragazzi, io arrizzo tantissimo, tantissimo. Mm. Da 1 a 10 quanto ha rosicato Gasperini, questo è un altro tema, perché ma io si vedeva proprio dalla faccia, non sapeva più come riprenderla. A un certo punto io credo che anche eh, la- le sostituzioni del secondo tempo mi ha dato l'impressione a me che fosse un'arrendevolezza, nel senso questa l'abbiamo persa, vediamo la panchina, eccetera, eccetera. Ma nel frattempo Fabio anche lui la mette è come se fosse stato un assist di Lino Bailo per Fabio Fabian, alias Fabian, che fa il tap-in. Tap-in, grazie Fabio anche a te per il supporto. Grazie mille, ti metto qua e vediamo un pochino cosa succede.
a Gasperini cioè, sono venuti riscienziati, ma è vero, è così, è il solito caffè, grazie Fabio, grazie infinite. L'ha detto Gasperini che aveva messo i difensori per evitare altri gol. Ah, ecco per esempio ragazzi, perché voi dovete sapere che io quando faccio la registrazione della reazione live, vedete tutto sto bordello, green screen, tengo una serie di problemi con le luci, poi cerco di fare subito l'editing per darvelo il più presto possibile. E una volta fatto l'editing, poi voglio fare il post partita a caldo, no? Il commento a caldo. In tutto questo mi perdo a volte le parole di Gattuso e il post partita degli allenatori, che è molto interessante. Quindi alle volte mi posso perdere qualcosa. Ho visto giusto una intervista di Gattuso dove lui dice che lui voleva giocare con la Juve, eccetera, eccetera, e fa dei begli interventi e dice ragazzi l'Atalanta un'altra squadra ne avrebbe presa 6 o 7, 7 o 8 ha detto stasera, invece non gli abbiamo potuto fare più gol proprio perché sono forti, perché puntano allo scudetto. Allora, Gattuso è stato grandioso, grandioso anche nelle dichiarazioni post partita. Ho letto addirittura abbia detto confermatevelo voi, pare che abbia detto in un'altra intervista dopo i 3 gol presi allo stadium, l'ha detto, cioè se l'ha detto diventa il mio mito, già lo era, lo diventa ancora di più. Buon pomeriggio da Brooklyn, Forza Crotone Godo, Mike Fishing Adventure, un amico napoletano che sta qui a pochi passi da me, prima o poi ci incontreremo per un caffè, amico mio. Come la vedi quest'anno la Lazio? Sono del parere l'anno scorso ho avuto fortuna. Giancarlo, è esattamente quello che ho detto in un commento proprio sulla Lazio. Ora la Sampdoria a me non mi sembra questo granché, ma ha fatto 3 gol e quindi vuol dire che un po' di fortuna è innegabile che l'hanno avuto l'anno scorso e tanti, tanti rigori. Tutti i rigori che hanno dato alla Lazio non ce li hanno dati a noi. Immobile li ha segnati tutti perché ricordiamo che i rigori vanno segnati e quindi non è detto averli. Però è innegabile che hanno avuto una di quelle stagioni dove ti va un po' tutto bene, eh? Gattuso ha detto sto rosicando di brutto, la Juve è una squadra in costruzione, sono convinto me la sarei giocata. Allora voglio Gattuso o noi voglio dire, o lui si guarda i nostri video e si legge i nostri commenti, oppure la pensiamo all'unisono, anche se restano in silenzio stampa. Su questo canale avete esattamente come la pensa Gattuso, perché l'abbiamo detto tutta la settimana. Un parere sul derby? Allora vi dico, purtroppo anche lì ho visto poche immagini perché stavo preparando gli altri video, però doppietta di Ibra. L'unica cosa che posso dire è che Conte paga le defezioni da coronavirus, nel senso Skriniar. A proposito, ma Skriniar è rimasto in Croazia? Non mi ricordo se lui non è potuto partire. Una cosa del genere dopo la positività. Questo fatemelo sapere voi nei commenti, anche se lo vedete dopo, perché non in Slovacchia, ecco, ecco, sì. E quindi, insomma, non hai Skriniar, non hai Bastoni, che sono a tutti gli effetti titolari, non hai più Godin, e stai giocando. Questo è l'errore a cui io avevo detto a Conte durante le prime partite. Non puoi mettere Kolarov e D'Ambrosio, che sono due terzini di spinta. D'Ambrosio lo può pure fare il terzo a destra dei 3 centrali, ma Kolarov è quasi un'ala. Quindi io sono contento che abbia perso, ma non per altro, perché a noi ci piace la tattica, parliamo di equilibrio. Se tu metti due terzini di spinta come difensori centrali, devi perdere, devi perdere. Poi hai Hakimi che è tanta roba, lo scontro Hakimi con Teo Hernandez è stato bellissimo, ho visto che Hakimi comunque è scappato, eh? Teo Hernandez a noi ci piace, ma Hakimi scappava. E chi è che scappa ulteriormente? Scappa Marco Bianco? Un caffè anche da parte mia, il caffè a New York costa assai. Marco, è proprio vero, è proprio vero che costa assai e a volte non è neanche un granché. Bisogna ammetterlo, bisogna dire le cose come stanno. E Marco ne fa un altro, quindi siamo 3-0 ragazzi, siamo 3-0, arriviamo a 4-1. Boom, boom, grazie mille. Non vorrei coprire la signorina, che non è nemmeno roba mia. Subscribe, non c'è bisogno, va benissimo, tanto lo sapete che vi dovete iscrivere. Lasciate i like, vi siete scordati di lasciare i like. Hanno segnato i Gobbi, bel gol. Ah, Morata, ok, Morata 1-1. Assist di Federico Chiesa, leggo.
C'è un'ammonizione per Luca Cigarini e l'ammonizione anche per Bonucci, credo sul rigore, eh? Voi fatemi sapere. Chi ci mancava all'Inter? Bastoni, lui teneva l'asse cop, Fabio, ci sta. Valerio, non so come si fa, ma puoi mettere i commenti in evidenza sulla live. Amico mio, devo lavorarci. C'è un modo per fare, perché io lavoro su OBS, chi fa le live lo sa, se fai una live con StreamYard è un conto, se fai... Posso provare a fare la live con StreamYard, ecco, e con la live con StreamYard potrei poi evidenziare i commenti di volta in volta. Però ci sono altri modi, se il mio computer me lo fa fare. Gol del pareggio, un tantinello irregolare. Fabio, che cosa mi dici? Che cosa mi dici? Fatemi sapere, fatemi sapere. Io non vedo le immagini, ne parliamo dal vivo. Non dite bugie, la Juve vince. Ah, quindi quando due hanno segnato tutto uno dietro all'altra. Comunque subito un Begnare per il mister con opzione poi due Dem e Baca, come li vedi? A due Dem e Baca io li vedo bene, Gennaro. Si può azzardare un Petagna titolare? Sai, poi la questione dell'Europa League terrà banco, perché moltissimi positivi nella Z Alkmaar, quindi anche lì sono un po' sfortunati che incontriamo tutti sti focolai. Speriamo che non succeda niente di grave. Potrebbe essere, sai, che ci sta Petagna in Europa League. La Juve passa in vantaggio, mi dicono dai commenti, 9 positivi dell'Alkmaar. Esatto, Brewer. Quindi la questione Europa League terrà banco e immagino si possa ipotizzare un po' di turnover di cui non c'è stato bisogno adesso perché avevamo il tempo per recuperare, eccetera, eccetera. Ma credo che anche i cambi di Gattuso di oggi ci fanno intuire che lui li vuole tenere tutti bene in palla. A quanto pare, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Gulam è diventato a tutti gli effetti centrocampista avanzato, un centrocampista di spinta, vice, vice Insigne oramai, si fida di più. Sono 1-1, ok, ok. Allora, probabilmente quello era un pronostico di Scream l'assassino. Un pronostico verso la fine. Benissimo. Mi sono perso un bel po' di live, ma buonasera Vale, sera a tutti. Non ti preoccupare, Solid, ce la facciamo. Poi vedrai. Ma Scream, ma non abbiamo dubbi. Non abbiamo dubbi che la Juve vince sempre. Certo, ma lo sappiamo. La Juve deve vincere questo decimo scudetto perché è la più forte. Diciamolo. Aspetta, lo ripeto. Perché è la più forte. Diciamolo, è la più forte. Quello che doveva, gli avversari che dovevano insidiare la Juventus, non doveva essere l'Inter per lo sforzo fatto sul mercato, per la rosa, per la forza proprio la forza fisica della rosa dell'Inter che punta tutto sull'impatto. Però già mi vieni meno sul derby. Certo, un po' di sfortuna perché non avevano tutti gli effettivi a disposizione. Però c'erano delle defezioni anche nel Milan che recupera però Ibra al momento opportuno. Ragazzi, questo campionato non dovrà vincere per forza il più forte, anche il più fortunato. La fortuna, un caffè anche da Stoccarda, attenzione, ma che sta succedendo ragazzi, mamma mia. Levitan, ma tu sei già abbonato pure, smettila. Smettila, quanto siete belli, quanto siete supportativi. Supportive si dice in inglese, eccolo qua. Tutti sti caffè, io poi non dormo stasera. Grazie mille. Artemius Blow. Comunque, vi dicevo, la fortuna di non avere positivi, perché una cosa è non, voglio dire, avere degli infortuni, delle squalifiche, ok, però a volte anche basta una positività dove tu sei anche asintomatico, non puoi giocare e quindi devi avere la rosa a disposizione. Mancava un Kolarov, potevi azzardare solamente un D'Ambrosio dietro e ti rimaneva a bastoni, era un conto, ma perderli tutti e due, credo che l'Inter sia andata in difficoltà. Mario Mallardo, vado io in difficoltà, questi sono pound. Dico bene?
Dico bene, Mario? Mamma mia, ragazzi, che state combinando stasera? Che state combinando? Boom. Questi sono 5 pound, se non mi sbaglio, perché quella L o sono vecchie lire, non credo, o sono pound. Grazie mille anche Mario. Ragazzi, il vostro supporto mi farà lasciare la musica. Non è vero, non è vero. Solo che al momento la musica non c'è e quindi veramente mi state aiutando a comprare un po' di spesa durante la settimana. Non credetemi quando vi dico che apprezzo tantissimo perché non è facile. Non è facile, ma ce la faremo, ritorneremo e io farò di tutto anche per darvi contenuti pregni e meritare tutto questo supporto che voi mi state concedendo. A mi sa coppa, sì, perché coi pound, sì, sì, è vero. Edmondo Giacchetta, non ti supporto ma ti stimo. Ma ragazzi, ma va da sé che non tutti lo possono fare e assolutamente non c'è minore stima da parte mia per chi non lo fa. A me mi basta un mi piace. Esatto, come dice A613, basta un mi piace ed è già supporto. Poi chi lo può fare è veramente è un ulteriore supporto. Giuseppe Buonanno, per esempio, ne è un altro che è già entrato che ha comprato la tazza all'epoca dal sito fluido.net e poi ci saranno delle novità, eh? Vale, mangio qualcosa, va benissimo, io resto un altro po' live. Vale, ho scoperto un modo per arrivare lì a New York in un'ora, mi attacco a Osimhen e chi lo ferma più? Filippo De Paulis, allora, su Osimhen bisogna aprire un discorso a parte. I dubbi, il primo controllo, qualcuno diceva è un fenicottero, quando lo marcheranno i, i difensori di Serie A non vede la palla, non vede la porta. Allora, il gol che ha fatto Simen, possiamo dare delle responsabilità a Sportiello, che però non l'ha vista partire. Cioè, probabilmente lui non si immaginava che Osimhen tirasse da lontano. Il tiro non era neanche irresistibile, se vogliamo dirla tutta. Osimhen ne ha fatti però 5 o 6. Capisci? Arrivare 5 o 6 volte al tiro significa che ti sei proposto, che l'hai controllata bene, che hai fatto un movimento dove il difensore non ce l'hai più davanti e hai liberato spazio tra il tiro e la porta. Mertens lo fa, però ogni tanto viene chiuso. Insigne lo fa, ma ogni tanto viene chiuso. Politano ogni tanto viene chiuso. Lozano ogni tanto sbatte. Milik non ne parliamo. Fino ad ora, quello che viene chiuso di meno è proprio Osimhen. Allora, Crotone 1-1, non sto capendo che state dicendo. Allora, finisco il discorso. Nel momento in cui lui arriva al tiro, già ha fatto qualcosa in più degli altri e va benissimo. Poi anche per una questione di un cicchettino, madonna mia, io così non mi fate finire se me li perdo. Il cicchetto è apprezzato, cicchetto di whisky, Nello d'Andreano, lo metto qua. Maronna mia, lo metto qua. Il cicchetto è apprezzato perché basta caffè, perché sennò non dormo, ci ubriachiamo. Perché 4-1 con l'Atalanta, voglio, chi se lo pensava? Cioè, uno era positivo perché il Napoli stava in forma, però sai, tutte le polemiche, le cose. Non era facile affrontare questa Atalanta, pompata dai giornali, pompata insomma, dall'ambiente Atalanta che ti permette di fare cose straordinarie. Il Napoli si è preso la palla e non l'ha mollata più. Ed è bastato un tempo fondamentalmente perché nel primo tempo fai 4-0, il secondo diventa quasi accademia. Anche se bisogna dire, vi ripeto, i cambi dell'Atalanta mi sono sembrati quasi rinunciatari, nel senso facciamo giocare un po' tutta la squadra, facciamo anche qualche esperimento. Poi l'Atalanta se faceva per esempio il secondo e si metteva su 4-2 si poteva mettere c'è stato un tiro di Malinowski abbastanza pericoloso e si poteva mettere un pochino in difficoltà la partita. Il Napoli ha controllato a un certo punto. Qualche sprazzo di contropiede l'ha fatto pure. Un'altra occasione per Lozano, qualche altro tiro di Osimhen. E poi abbiamo fatto il nostro buon turnover mettendo i due terzini a ali alte, facendo giocare, dando minutaggio a Petagna, facendo giocare Dem e Lobotka perché non è detto che Dem e Lobotka adesso con l'arrivo di Bakayoko perdono il posto. Tutta la rosa sarà sfruttata nell'interezza ed è così
che si creano le grandi stagioni. Allora, vediamo un pochino. Angela, si è visto già con una Lazio allo sbando che l'Inter ha grossi problemi. Esatto, Agostino. Speriamo che Crotone fa un miracolo, sarebbe la ciliegina sulla torta. Guarda, resterebbe tutto sarebbe un grande... Attenzione, attenzione, qua entriamo in un discorso di ancora meglio, perché sul telefono mi è arrivata la notifica e allora mi dovete dare un secondo, perché? Perché quando fate così, io devo adesso... Io ringrazio e vi ho ringraziato e non posso ringraziarvi più di così, però un attimo solo, perché quando poi avviene su PayPal io devo andare un attimo e non è così immediato a fare lo screenshot, ma lo faccio subito perché voi lo sapete che con PayPal è ancora meglio per me e quindi il ringraziamento per Alessandro vale 10 volte tanto perché, ma vedrete il perché, io non so cosa dire. Lo screenshot è fatto. Voi sentite la fotografia, lo screenshot è fatto, boom. Alessandro Vitiello, boom. Ti ringrazio e ad Alessandro Vitiello dedico a questo punto le pagelle che vorrei cominciare a fare mentre la partita scorre e voi mi fate sapere. Ti diamo il benvenuto negli amici Bellini, un nuovo abbonato. E allora non potremmo parlare. Max Azzurro Maina diventa abbonato. E ha già fatto screenshot. Screenshot. Bellissimo. Benvenuto negli amici Bellini, amico mio. Voi siete tutti amici Bellini, questo è fuori di dubbio. Però vedi, adesso tu avrai il cin cin a fianco ad ogni commento che farai ed è carino ed è simpatica come cosa. Grazie mille Max, ricordo il tuo nome per tutti i vari commenti fatti, grazie mille. Passiamo a queste pagelle, che ne dite? Io ve le dico e voi me le commentate. Attenzione, cin cin, eccole qua, eccole qua. Allora, vi spiego una cosa, per fare le pagelle in fretta, io mi sono affidato a questa non è un'app, è su un sito Build Line Up dove è più facile. Vedete, ho usato i numeri di maglia come voti, però non posso mettere 6,5 per esempio, perché il numero di maglia 6,5 non me lo faceva mettere. Allora ho semplicemente messo le freccette che sono freccette di movimento come mezzo punto in più. Quindi, questa è la mia... no, infatti, per questo, Francesco, vedi, ti spiego. Ospina 6 mi è sembrato sicuro in un paio di uscite, incolpevole sul gol, credo, perché era in uscita, non era facile, serviva un miracolo. Un po' di fazzoletto, però l'ha lanciata più volte di quanto non l'abbia passata rasoterra, quindi non ci ha fatto prendere grandi patemi d'animo, devo dire, quindi il 6 credo che ci sia. Poi voi mi farete sapere i vostri commenti, anche dopo, se lo vedete dopo, i vostri commenti sulle pagelle. Yusai 6,5. Allora, non si prende il 7 semplicemente per un centimetro che non è riuscito a mettere lui in fuorigioco Lammers, come si chiama, Miss, ma veramente roba di centimetri. Altrimenti sarebbe stato 7 anche per Yusai, perché? Perché Yusai garantisce quella copertura, ha anche garantito una certa spinta e ragazzi, questo è un altro tema che io vi invito a discutere insieme a me. Secondo me Yusai a sinistra si trova meglio perché ha il piede comodo all'interno, quindi se gliela danno la può controllare meglio e lo scarico eventualmente a Koulibaly gli riesce più semplice. C'ho questa idea, non lo so, io ho giocato a calcio poco, devo dire la verità, ho cominciato tardi e non ho la tecnica di base, però giocavo terzino destro e qualche volta sono stato utilizzato terzino sinistro e mi trovavo bene proprio per questo, perché quando ti trovi tra centrocampo e difesa molto spesso ti trovi così ad ricevere palla dai centrocampisti e la puoi controllare meglio ed è più facile senza avere la linea che già sei fuori, che magari se non hai la tecnica di... Ecco, concedetemi il paragone, i giocatori con la tecnica della Serie A non dovrebbero avere questi problemi. Però Yusai, qual è il suo difettuccio più grande? È la tecnica. La tecnica di base di Yusai è bassa rispetto agli altri che sono più forti.
allora è meglio avere il piede proprio all'interno invece che all'esterno quando devi disimpegnarti perché hai più spazio, altrimenti è capace che col sinistro sulla linea così non ti trovi e la butti fuori, invece lui sta più comodo col destro. Questa è l'idea mia. Poi ci ricordano anche che Yusai 2 anni a giocare, Showtime ci ricorda, che ha giocato anche a sinistra mi pare con Sarri, anche nell'Empoli credo. Insomma, Gattuso lo rispolvera, Mario Rui credo che non stia ancora bene e quindi è il punto debole di questo Napoli al momento, il terzino sinistro, però non ci sta facendo rimpiangere un Karbovnik, per dire. A Koulibaly gli do 7, non ha avuto grandi patemi d'animo perché in quella zona giostrava Ilicic che onestamente non era, questo posso dire, errore di Gasperini, puntare direttamente col senno di poi si può dire, puntare su un Ilicic che è ancora arrugginito, non ha ancora la freschezza e non è stato assolutamente, una volta l'ha messo a sedere, ha fatto una bella cosa, ma poi il cross era troppo moscio e quindi grande uscita di Ospina in quel caso. 7 perché più per l'impostazione, per quelle volte che è andato anche, si è anche proposto. 7 pieno anche a Manolas, che invece ha dovuto distreggiarsi con Zapata e non era facile, perché lo sapete, Manolas insomma, Zapata cosa significa da quella parte, la fisicità, la tecnica, sposta l'avversario, Manolas l'ha tenuto bene, e 7 in crescendo, soprattutto il crescendo va nel secondo tempo per Di Lorenzo, che ha tenuto bene quando l'Atalanta è diventata più pericolosa con quel nuovo terzino di colore, adesso non mi ricordo il nome, non me lo posso mai ricordare. Manolas è stato da 6,5, quindi solo i Reorini. Sì, un po' di presunzione su un paio di scivolate ha lasciato lì la palla, è vero. Però, ignorante tatticamente, sì, 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 sì. E quindi ignorante punta sempre in avanti. Sì, sì, ho capito cosa intendi. A613. Ho capito perfettamente. Ignorante tecnicamente, esatto. Passando al centrocampo, vedete la freccia anche per Fabian. Fabian si piglia 7,5. Per me, a Sky hanno detto che l'Inter ha una rosa infinita. Ok? Ok. 7,5 per me Fabian perché ha giocato a tutto campo, perché ha verticalizzato, perché mi è sembrato reattivo, non ha perso tanto tempo con la palla tra i piedi, ne ha persa tipo una, un pochino sanguinosetta, però poi è stato schermato bene e mi ha anche dimostrato un bel po' di cazzimma anche nei contrasti, perché Fabian fisicamente ci sta, è tosto ed insieme rappresentano una coppia di grande fisicità che è il punto di forza di Bakayoko. Gattuso ha anche sottolineato che Bakayoko ha una tecnica tutta sua, ha detto. Credo che voglia dire in parole buone che non ha una grande tecnica Bakayoko, nel senso non è sopraffino, non è bello da vedere, non è che ti accarezza il pallone come può fare un Lobotka, lo stesso Fabian, no? Lo stesso Zielinski, che sono puliti quando toccano il pallone. Però le gambe lunghe, dice anche Gattuso, dice queste gambe lunghe che creano difficoltà, i giocatori avversari non sanno come prenderlo. Ecco, io nella reazione ho proprio detto questo, ho detto Bakayoko magari è lento nel muoversi, però è talmente fisico che se si mette davanti in tempo l'avversario non se lo prende. Attenzione, Luigi Della Vecchia non poteva mancare e ce lo fa sempre, lungo lungo, e lo mettiamo qua. Boom. No, questo è Max che si è abbonato, ho fatto il doppione, scusatemi, ma Luigi non manca mai. Dove sta? Dove sta? Me lo perdo, me lo perdo. Eccolo qua, boom. Chi non dona ha paura di andare a Torino. Se non fosse per il tavolino che ne ha fatti 6, Lozano sarebbe capocannoniere. E questo è un altro di quei temi che vanno sviscerati, perché Lozano va giù, un'altra doppietta. Allora non è Vargas, allora sei sano. Allora sei sano. Allora bastava non farlo giocare punta centrale, proprio, capito, alla Ancelotti, ma mettendolo sulla sua fascia e anche
sicuramente avrà dato del suo, nel senso che Gattuso non gli ha regalato niente. Lui si sarà impegnato e si è preso il posto da titolare. È partito titolare lui al posto di Politano. Politano è un giocatore che Gattuso adora, adora, quindi se l'è meritato tutto. Lozano si prende 9, ma credo sia meritato, no? Doppietta, sempre imprevedibile, sempre vivace, si è sempre proposto, punta l'avversario sia a destra che a sinistra. Ah, allora è bello così, è proprio bello. Molto bravo a spistare la palla, Bakayoko. Sì, ma perché fa le cose semplici, Angela. Va bene. Va benissimo. Lino Bailo, benvenuto tra gli amici bellini. Ma allora qua gli abbonamenti vanno alle stelle. Aiuto, aiuto, mamma mia, mamma mia. Tu già eri abbonato ad Honorem per tutte le cose che ti sei comprato sullo store, amico mio. E vabbò, e vabbò. E allora, boom. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia, ragazzi miei. Izai 6,5. Sì, Castrese, vedi la... Se vedi, ho messo le frecce per mettere mezzo punto in più. Pure 10 per lo Zano. Ma sì, lo Zano un Lavezzi 2.0 ma migliore. Showtime, questo era quello che noi avevamo detto quando lo comprammo. E poi siamo rimasti delusi. Ma adesso ritorna in auge questo discorso qua, perché le caratteristiche possono essere quelle. Non è ubriacante come Lavezzi, ma mi sembra più, come si dice, più efficace sotto porta. Vede di più la porta, tira di più, è più preciso, è più forte. Lino ha trovato il coraggio, sì. Allora, ragazzi, concludiamo con le pagelle. Ho dato 7 a Mertens, cosa ne pensate? Anche se non ha segnato, io Mertens lo vedo sempre che lega bene i reparti, che serve, si trova a memoria con gli altri tre dell'attacco e a un certo punto diventa vertice quasi a 3 in questo 4-2-3-1. Ad un certo punto in fase attiva Mertens lo vedete proprio com'è, sta quasi più vicino al centrocampo che all'attacco, poi ci arriva e quindi quando ci arriva diventa più pericoloso perché è in corsa e non lo prendi, non dai punto di riferimento e quindi Mertens è una nuova giovinezza perché il video che ho fatto su Mertens mi ha fatto vedere le cose che lui faceva anche da giovane, da ala destra, da ala pura, da trequartista e poi noi ce lo siamo inventati attaccante e ha fatto delle grandissime cose. Ma così da trequartista puro può aiutare anche il centrocampo. E avete visto i recuperi che ha fatto Mertens? I recuperi in difesa? Questi sono i recuperi che dicevano Gomez fa addirittura i recuperi in difesa, un giocatore straordinario. Lo state dicendo di Mertens? Ok, speriamo che lo stanno dicendo, altrimenti lo diciamo noi sul canale. E la spallata che quel personaggio, chi era? Toloi? Chi era? Non mi ricordo adesso chi è stato. Palomino? No, 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 era Romero, non mi ricordo. Basta caffè che so sfugliatella, attenzione Brewer la tocca piano e mi vuole far ingrassare, ragazzi, io devo stare attento, ma è la barba, non sto ingrassando la barba, spero, mamma mia. Mamma mia, attenzione, attenzione, un altro gol, penso che abbiamo superato il punteggio di 4-1, qua abbiamo superato anche il 6-0 contro il Genoa. Brewer, grazie mille e grazie mille amico per l'aiuto giurisprudenzico, che non è una parola italiana, per l'aiuto che mi hai dato nei commenti a rispondere a tutti quelli che continuavano a dire stronzate sull'affare del protocollo, sulla sentenza. Grazie veramente mille perché poi posso usare dei termini più tecnici proprio perché mi affido ai commenti di chi ne capisce di più. Se si parla di virus, io chiamo Angioletto, mio amico che studia biotecnologie, che ha il laboratorio di biotecnologie. Se si parla di roba giuridica, mi devo affidare a qualcun altro. E c'ho un'amica avvocato, tra l'altro, che mi ha commentato su Facebook quando ci sarà il ricorso, io faccio una grande Skype con lei perché io voglio darvi la competenza, non mi metterò io a dire l'avvocato Grassani ha sbagliato a dare questi documenti piuttosto che altri, lo farò dire a chi ne capisce. È così che si fa informazione, maledizione. Maledizione, schiacciate il pulsante, sì, scrivete, mettete i mi piace, così siamo più bellini, siamo più di 100 e avrò difficoltà a leggervi.
Nel frattempo, cosa sta succedendo a Crotone, ragazzi? Sempre 1-1? Perché noi teniamo sempre un occhio. È finito il primo tempo? No, no. Sì, è finito il primo tempo. Siamo 1-1. Ammonito Kuluseschi, ammonito Portanova. Portanova è un altro giovane. Perché evidentemente c'è un po' di... come si dice? C'è un po' di... come si dice? Emergenza a centrocampo, questo volevo dire. E poi gioca Morata perché che Dybala è stato poco bene. Dybala roba di gastroenterite, roba del genere, credo. Non mi ricordo, non mi ricordo. Perché solo 74 like, ce ne mancano 40? Dai, dai, schiacciate. Sicuramente qualcuno magari l'ha messo già, poi gli altri se ne sono andati dimenticando di metterlo e siamo per più. Schiacciate il tasto mi piace. Guarda, faccio così, così voi capite. Schiacciate il tasto. Se passo a quell'altra cosa, poi mi manca il microfono. Ci devo ancora lavorare. Faccio di tutto. E il figlio di Daniele Portanova. Ah, grazie Francesco. Francesco, tu sei uno di quelli che ha più notizie proprio. Proprio notizie, cioè sai tutto. Veramente, veramente io sono fortunatissimo ad avervi. Perché imparo più cose. Dybala dopo la partita con il Napoli era stanco. Marco Aveta ci ricorda. Beh, ma quelli li ha segnati. Era tripletta di Dybala. O Ronaldo li voleva lui. Vedi un meme. 3-0 e gli dai a me i gol. In tutto questo, ragazzi, ho messo 7 più o 7 e mezzo a Politano. Perché sì, perché il gol è di una fattura, l'ha messa di nuovo a fil di palo, non palo, a fil di palo dentro. Cioè, il famoso sinistro educato su Napoli Operazione Nostalgia, Sciatalgia, c'è stato un casino di dissing tra i gruppi del Napoli, il sinistro napoletano è effettivamente educato e lo vedo bene, lo vedo pimpante su quella fascia, si fa aiutare da Di Lorenzo, se rientra Di Lorenzo scende. Vogliamo parlare di Costa Curta? No, parliamo un attimo di Costa Curta, perché ho visto un pochino dove lui Costa Curta diceva a Gattuso ma com'è che i terzini non scendevano? Ma come mai? Ve la ricordate a quello? Come mai? I terzini così bloccati, non ho mai visti così bloccati. Ma si scemo, Costa Curta, ma era uno scherzo? Lo dicevi ironicamente? Oppure con quattro attaccanti puri? Con Fabian a due a centrocampo, pure i terzini erano a scendere. Ci dobbiamo difendere dall'Atalanta, che è la squadra che punta a vincere il campionato, a detta di Sky e di tutti gli altri. Sono quelli che fanno 6 gol a partita. O dobbiamo lasciare le praterie? Fatemi capire. Fatemi capire. Cioè, fatemi capire. Valerio, ho visto la reazione di Juventino dopo Napoli-Atalanta e l'ho visto un po' affannato e a faccia gialla. Beh, dovrebbero. E Naceste Maruz. Ma sì, Francesco, perché non ho capito cosa avevi da dire a Gattuso sotto quel punto di vista. E Gattuso l'ha risposto poi benissimo, benissimo. Hai visto il tweet di ADL? Giancarlo, se non mi sbaglio, ADL ha twittato grande prestazione, peccato di non essere potuti andare a Torino, una cosa del genere, giusto? Comunque, a Costa Curta, io ve lo posso far vedere poi al volo per chi non l'avesse, ma sono sicuro che voi l'avete visto già. Vi faccio vedere a volo Twitter Piccinini, che secondo me farà la fine di Pistocchi. Non durerà a lungo su Sky se continua a dire cose del genere. Quando l'Atalanta dovete, ve lo devo far leggere, ve lo devo far leggere. Sandro Piccinini ufficiale, ok, e lo metto qua, lo metto qua. Questo è il tweet di Sandro Piccinini. Quando l'Atalanta ha vinto con 4-5 gol di scarto, nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giustamente si è esaltata la squadra di Gasperini. Oggi farei lo stesso con il Napoli. Se l'Atalanta non si è espressa al meglio, è merito di Gattuso. Ma si può dire, oppure qualcuno non differisce. Io questo voglio capire. Qualcuno ha difficoltà ad esaltare il Napoli. Ragazzi, non vi preoccupate, non stiamo lottando per lo scudetto, vi potete rilassare. Ci avete già tolto un punto. Siamo indietro. Siamo indietro. Questa stasera la Juve vince
e scappa perché l'Inter non le sta dietro. L'unica cosa, dobbiamo vedere il Milan a questo punto. Se il Milan riesce a reggere il passo per tutta la stagione, non credo abbia la rosa lunghissima il Milan per farlo. C'è l'Atalanta. Qual è l'anti-Juve? Se l'Atalanta viene a Napoli e prende 4 babà in un tempo senza poter proprio ribattere. Ma qual è quest'anti-Juve? La Lazio? La Roma? Perché noi no, noi dobbiamo pensare all'Europa League e dobbiamo arrivare tra i primi 4. Allo scudetto non ci pensiamo proprio. Osimhen è una scommessa, non ci possiamo proprio pensare. Non abbiamo preso il terzino sinistro. C'è ancora il dubbio tra Ospina e Meret. Quindi non possiamo proprio pensarci al... Tagliategli la testa! No, ma infatti... Tagliategli la testa era... Alice nel Paese delle Meraviglie, non mi ricordo. Oppure, no, adesso mi ricordo Robin Hood. Era pure acciuffatelo, mi ricordo il grande. Che poi l'ho visto ultimamente in inglese con la mia ragazza ed è tutta un'altra storia. Crotone Juve 1-1 continua, giusto. Alice, sì, benissimo. Infatti non stiamo lottando per lo scudetto, lo stiamo cuocendo piano piano. Salvatore, sì, noi piano piano dobbiamo fare le cose che dobbiamo fare. E siamo arrivati tra una chiacchiera e l'altra al voto per Osimhen, che io posso anche chiamare Osimhen, perché Osimhen, amore, Osimhen, amore. Secondo me faccio... Mi è venuta l'idea, faccio la canzone, faccio la canzone con tutti gli strumenti. Amore, chissà se già è copyright. Fatemi sapere voi nei commenti qual è la canzone, cioè questa melodia, da chi è copyright. Valerio, non te ne andare finché non ci sono i 100 like. Siamo d'accordo. Anzi, me ne vado se non arriviamo a 100. Me ne vado subito. C'ho il dito sul tasto, vedi? C'ho il dito sul tasto. Me ne sto per andare. Ciao. Vedete, me ne vado. Ah, 96. Allora vi devo minacciare. No, sì, il fatto di Osimhen. Voi telecronisti siete, come si dice? Siete disonesti? No, non siete disonesti. Siete semplicemente non... Valerio Lina in slap. Bruherd, già sai che farò così. Nel frattempo metto l'emoji di Osimhen. Um, il 101, bravo, Showtime, su tutto merito 102, eccetera, eccetera. Benissimo. Ma perché ogni gol amore? Cristian, perché la mia ragazza stava nel soggiorno e io me la stavo guardando qua in questo nuovo spazio tipo ufficetto, però io la dovevo tenere al corrente del risultato, perché lei è americana, non capisce, cioè non è che non capisce, capisce, però non può mai capire perché io grido davanti alla telecamera da solo in una stanza. E allora ogni volta che gridavo poi troppo, spiegavo, amore, siamo 1-0. E quindi è diventato quasi un nuovo tormentone, potrebbe essere. Un po' in ritardo, ma sono arrivato. Forza Napoli, benvenuto. Gabriel Grimaldi, bello l'emoji. E tu che sei abbonato ce l'hai a disposizione? È un emoji... se voi usate l'iPhone, l'emoji il ragazzo di colore con i capelli biondi è con gli occhi azzurri, mentre io ho fatto l'emoji di Osimhen particolare con gli occhi neri perché lui ce li ha scuri. Eccolo là, esatto. Chi non mette like è Rubentino, ma tu vedi una partita come questa senza gridare non sei napoletano. Ma infatti è così, ho gridato come un ossesso e tutto il palazzo mi odia, ma non ci posso fare niente. Denunciatemi, sumi, si dice in America, sumi, denunciami alla Procura della Repubblica. Insomma, quelli che non sanno niente del Napoli, come i telecronisti, oppure lo sanno e fanno finta di non sapere, o parlano a Pampera, tipo Marchegiani. A me Compagnoni mi stava pure simpatico, però non lo sai perché non segui tutti i giorni e lo capisco pure. Si dice Osimhen, l'ha detto il fratello. Il fratello lo saprà come si pronuncia il suo stesso cognome, si dice Osimhen. Noi però possiamo, perché siamo napoletani e fieri, possiamo dire Osimhen.
E con questo il dissing è concluso. Yusai 6? No, come ho detto ai amici prima, la freccetta significa 6 e mezzo. Ma anche 7. 6 e mezzo giusto per i centimetri che non è riuscito a mettere in fuorigioco l'avversario. Però insomma ha fatto una grande partita Yusai, ragazzi. Oltretutto quando è l'anello debole che gioca bene si deve anche esaltare perché lo sapete, sono quei giocatori che sono tartassati dalla critica, dal tifoso medio, che non siete voi, non siete voi. Quel amore di copyright degli Hamat. Ah, Chris, spiegami bene perché non ho capito. Hakamat, fammi sapere bene, spiegami nel dettaglio. In realtà io quando dico amore con questa cosa è un mio tributo al mio amico Francesco Boccia. E voi non lo sapete, non lo capirete mai, ma sono cose personali di quando suonavamo insieme, ricordi straordinari che io non posso nemmeno condividere perché sono anche cose private. Ma qui ha tolto una palla al piede che mamma mia che ragazzo. Sì, sì, l'ho visto, Gabriele, ho notato, hanno fatto anche una grande, un'inquadratura in slow motion col piede proprio, l'ha schiacciato proprio il pallone bene e ce l'ha tolto. Anche se non commento quasi mai, ti seguo sempre e metto i like, grazie Aris. Ha fatto schifo l'Atalanta. Ragazzi, ha fatto schifo l'Atalanta, ma fa schifo l'Atalanta quando il Napoli gioca così bene, ti costringo a fare schifo. La linea di dimarcazione è sottile, voglio dire, come fai quando il Napoli fa quel primo tempo e segna 4 gol a dire semplicemente ha fatto schifo l'Atalanta? L'Atalanta gioca così, l'Atalanta decide di prendersi il rischio uomo contro uomo, seguire a tutto campo e se Gattuso poi te l'inverte in continuazione, fanno sempre i movimenti contrari e Osimhen viene incontro oppure scappa e ti fa sempre un movimento falso o reale, nel senso se lui viene incontro ti sta scappando Lozano, se invece lui dà la profondità è Politano che ti taglia verso il centro e puoi dialogare con Mertens. Ragazzi, abbiate pazienza, ma un po' di dare a Gattuso quello che è di Gattuso no? Ah no? Gattuso ha distrutto Gasperini, ma senza dubbio. Ma Gulam esterno d'attacco parlacene. Allora, Levitan, credo che al momento sia non tanto un esperimento tattico che potrebbe funzionare anche, ma nel senso rifornimento di cross con un Petagna dentro ancora meglio che Osimen. Osimen comunque di testa ci va. Quindi per rifornimento di cross Gulam può funzionare. Secondo me al momento lui sta cercando semplicemente di fargli trovare la forma partita che mi sembra di intuire che non ce l'ha. Non ha i 90 minuti, non riesce a reggere ad alti livelli per 90 minuti ed ecco che si preferisce Yusai come terzino puro. Se non stai proprio in grande forma, ecco che giocare più alto come ala pura, esterno sinistro nel 4-4-2, rischi di meno di prendere. Oltretutto, entrambe le volte l'abbiamo visto utilizzato in questa zona con il Napoli ampiamente in vantaggio. Col Genoa stavamo già 5-0 se non mi sbaglio, quando entrò Gulam e qua stavamo sul 4-1, quindi un po' è minutaggio, un po' può essere l'esperimento. Perché? Perché adesso siamo passati dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Praticamente è questo il modulo su cui si parte. Poi può essere elastico, sì, ma si parte da questo modulo qua. Allora tu già avendo due centrocampisti da alternare, un Elmas lo devi spostare avanti e quindi si devono creare nuove coppie e nuove alternanze tra i trequartisti e tra le varie coppie può rientrare anche Gulam, può rientrare lo stesso Zielinski, dipenderà. Perché adesso con Fabian Bakayoko, Dem e Lobotka, secondo me siamo coperti sotto quel punto di vista, anche se Zielinski ha fatto bene anche da centrale, ma a quel punto ce lo possiamo giocare tra i trequartisti per far rifiatare Mertens, per far rifiatare Politano, Lozano. Avremo, voi la vedete la formazione questa qua? Ci deve essere il ritorno di Elmas, il ritorno di Insigne, il ritorno di Zielinski e poi c'è anche Gulam a questo punto che può rientrare in queste rotazioni. Perché no? Ma perché no? Allora, vediamo qualche altra domanda. Mancano 8 like.
È vero, perché poi tra l'altro siamo a 150 spettatori simultanei e 111 like. Ma va bene, ragazzi. Voi, a parte i like, siete iscritti al canale? Ma sì, ma solo io, Isai, lo preferisco a sinistra? No, ti ho risposto anche al commento se l'hai commentato sotto a un video. Non sei solo, anche io ho fatto una lunga dissertazione su Isai a sinistra e perché secondo me si trova comodo col piede al contrario per ricevere palla e c'ha meno rischio di buttarsi in falla laterale da solo. Anche quando io giocavo a terzino nelle squadre dilettantissime, mi piaceva destreggiarmi a sinistra per questo motivo qua. Mm. Iscrittissimo, benissimo. La partita di quelli non la seguo mai. Li schifo con All My Soul. GR. Tra l'altro, diamo uno sguardo, vediamo se ci sono altre novità, qualche ammonizione, non so. Mi fa piacere che 161 persone stanno qua a parlare con me quando ci sono. Vabbè, è appena ricominciata, a quanto vedo. Mi posso vedere al volo il gol di Morata, giusto per. Giusto per. Eh, Li sentite gli arabi? Kuluseschi, il taglio al centro. Oh! Da Chiesa come esulto, eh? Mamma mia, secondo me i fiorentini ce l'avranno proprio a morte con Chiesa. Voi l'avete visto sui social la cosa di Juve e merda, Chiesa che manteneva. Se siete giocatori di pallone, anche se non lo eri all'epoca, no? Magari non eri ancora tra i professionisti, ma sei il figlio di Enrico Chiesa, lo sai che prima o poi potresti fare un grande, sei un predestinato e potresti fare una grande, ma non ti allargare con questo Juve e merda che poi dopo diventa un macello. Mm, mm, che ti schifano sia quelli che quegli altri. Poi vabbè, lo Juventino non se ne frega probabilmente perché vincere è l'unica cosa che conta. Però non è bello, sai? Lozano può giocare anche in porta. Ma il gesto di Mertens quando esce da leader, esatto, un altro spunto da Francesco Esposito. Ha parlato con tutti, in 5 secondi è riuscito a dire qualche cosina a tutti, testa, concentrato, bravo Simen, quell'altro che uscì, mentre usciva si è abbracciato a tutti. Ragazzi, vero capitano, detto da sempre, bisogna dirlo, detto da sempre, Mertens mi ha solo fatto arrabbiare in un paio di occasioni, un paio di partite dove l'ho visto, mi pare che era, qual era quella partita dove dovevamo recuperare, voi ve lo ricordate bene? Vi ricordate quell'immagine di Mario Rui che vuole far partire il contropiede e c'è Mertens che cammina e Mario Rui fa così, dice ma vogliamo ripartire che stiamo perdendo o pareggiando? Mi sono scordato qual era la partita e lì gli abbiamo dato un po' tutti addosso, e me compreso, perché dai, facci vedere che volete recuperare, era un Napoli ancora stordito, però Bellino hai perso i miei messaggi, GR, mi dispiace. Veramente stanno scorrendo velocemente. Devo imparare a mettere la chat lenta per leggere tutti i messaggi. Mi dispiace tanto. Se puoi riscriverli o riscriverli. E quindi Mertens diventerà mister? Ma sicuramente. Ma io spero che non lo diventi perché lo vorrei nella dirigenza del Napoli. Lo vorrei alla Nedved perché mi fa impazzire come personaggio. Però sì, è proprio quella cosa là di un giocatore che da quando ha deciso di rinnovare si è messo con l'anima e col pensiero, mi metto qua, posso anche non essere titolare fisso, farò la chioccia di Osimhen, do consigli qua e là, fa parte dello spogliatoio, Ringhio è un grande, Antonio Carranate sono d'accordo. Good for you, grazie GR, grazie. Francesco, l'asse KK, Baca, Osi è fantastico, ma a mio parere Mertens è fondamentale per molti motivi. È così, Francesco, è così. Quel tono di voce con cui dici amore lo dice uno degli Akmat nella reaction al primo episodio della pupa e il secchione, quando dice ah, ma l'ha già vera sta cosa, veramente non mi ricordo niente, non ho mai visto la pupa e il secchione, ma lo troverò probabilmente su internet. Se magari, Chris 8, se hai tempo, lasciami un commento con un link, così non me lo perdo. Fasce capitano, ma Mertens è capitano anche senza fasce. Cioè, non voglio deprimere Insigne, che lo so che si deprime se la perde, però dentro di noi sappiamo che Mertens è capitano anche senza fascia. Oggi capitano era Koulibaly, benissimo, è
un bel regalo, diciamo, simbolicamente al fatto che sei rimasto, non è che ha puntato i piedi. Valerio, mi fai moderatore? Showtime, sì, volentieri, perché ti stai... Come si fa? Aggiungi moderatore così direttamente, se diventi moderatore improvvisamente? Sì, sei diventato moderatore all'improvviso. E sai perché ti sei mosso per far arrivare tutti questi mi piace e sono arrivati, quindi te lo sei meritato. Poi ovviamente tutti gli amici bellini possono essere moderatori quando vogliono. Insignia la bandiera. Ma sì, sì, va bene. Giuseppe Pisano, ragazzi, voi non lo sapete, ma Giuseppe è sangue mio. Come stai? Valerio, dobbiamo rinnovare il contratto a Gattuso. Salvatore Bello, sono d'accordo. La cosa bella è che Gattuso non... e l'ha dimostrato già. Non si farà mai influenzare dal fatto che non ha il contratto, che ce l'ha a lungo, che ce l'ha a breve, non se ne frega proprio. Però sì, cioè, non fa niente nel senso per la stagione, ma lo devi bloccare subito perché sta facendo cose straordinarie e vorrei un ciclo lungo. Perché no? Bakayoko come ha giocato? Lo chiede la mia compagna. Lino, dici alla tua compagna che Bakayoko ha giocato molto bene. L'unico l'unica cosa che dobbiamo tenere presente è che molto spesso i giocatori che rientrano da un lungo stop la prima partita la fanno bene e poi dopo la seconda un poco perché è un fatto di adrenalina, è un fatto di voglia, di convenzione. Alla seconda ti viene un pochino di latte alle ginocchia. Quindi io ipotizzerei per l'Europa League di non farlo partire titolare e di metterlo nel secondo tempo come primo cambio per fargli prendere poi minutaggio perché Bakayoko anche nell'intervista ha detto io probabilmente non ho i 90 minuti nelle gambe ma sono pronto per giocare, Gattuso mi ha dato fiducia e va bene così, va molto bene. A Parigi col coprifuoco ma c'ho il picciolero vicino casa, non bacia. Ok Giuseppe, allora almeno vabbè che io lo so che tu nel caso ti metti e te la fai tu la pizza, stiamo imparando un pochino tutti. Vale, metteresti Osimhen anche con Laz? Io credo che Osimhen può giocarle tutte, è uno di quei giocatori che non deve fare turnover perché è fresco, è giovane, è shine of fuoco. Quindi lo metterei. L'unica cosa è se vogliamo dare un pochino di minutaggio a Petagna dall'inizio. E magari ti giochi la carta Osimhen nel secondo tempo. Farei riposare Mertens, per esempio, a Spal. Insomma, l'ho visto un po' a ciaccatello. È una partita. Mi è uscito il ruttino. È una partita dove puoi vedere, per esempio, Ramani. Puoi vedere Malqui magari titolare. Puoi capire se a sinistra ti puoi giocare un'altra cosa al posto di Usai. Puoi vedere Gulam, vedere se regge. Un po'. Cioè, ragazzi, fatemi chiarire. Non voglio fare un turnover folle. Perché l'Europa League ci dobbiamo puntare e dobbiamo fare 3 punti subito. Non è diciamo sottovalutiamo la cosa oppure pensiamo i positivi. Io non lo so se i positivi dell'Alkmaar sono titolari o meno. Anzi, vi dico, voi che state qua lo saprete. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella perché farò una live con Moschella. Perché Moschella, inviato da Barcellona, sa tutto sul Real Sociedad. E allora ditemi se avete un altro canale che parla del Napoli così. Dai, una live con Moschella con approfondimento Real Sociedad e facciamo il focus sull'Europa League. E non lo so, ditemi quello che volete. Non saprei. Amore! Ho letto che a 10 avevo letto 9, 9, 10 non cambia niente, è una caterva di positivi, non so veramente se sono titolari o meno, ma c'è Mastacourt, speriamo bene, veramente. Assurdo come dicano che non volevamo giocare a te, ma per quale motivo? Forse eravamo addirittura favoriti, sei un grande. Diego, favoriti non lo so, ma sicuramente ce la saremmo giocati alla pari e leggermente ci arrivavamo leggermente meglio noi e l'abbiamo dimostrato oggi. Ora, la partita della Juve Crotone, ogni partita fa partita a sé, ok? Ok. Sarebbe disonesto intellettualmente fare. Stava per segnare il Crotone. Devi intervistare proprio del genere. Sì, amore, lo so, lo vorrei tanto. Comunque, ogni partita fa partita a sé, non bisogna fare paragoni. Però Napoli-Atalanta, ok? Atalanta è più forte del Crotone o no? Penso di sì, si può dire?
si può dire. Napoli-Atalanta primo tempo 4-0 per il Napoli, ok? E la formazione era quella. E l'Atalanta è venuta a giocare con una formazione simile a quella che usa la Juve, con un'altra interpretazione, è venuta con due mezze punte, Gomez Ilicic dietro Zapata, però alla fine Ilicic e Zapata giocavano quasi entrambi punta centrale, si può dire, si è visto, Gomez era molto basso, quindi era 1-2 come gioca la Juve, 1-2, che doveva giocare con Ramsey, Morata e Ronaldo, anzi dicevano Dybala e Ronaldo, ma comunque Dybala come Ilicic. Napoli 4-0 con l'Atalanta, mentre la Juventus col Crotone 1-1 nel primo tempo. Mo segnano, stravinga, 7-1 finisce, va benissimo. Però mi sembra evidente che stavamo meglio noi, no? Dentro quadrato, tuffo in aria assicurato, ma mi devi dire, Brewer, se Quadrato entra al posto di Chiesa oppure tutte e due in campo, perché se entrano tutte e due in campo, sono tutte e due in campo perché è uscito Portanova, allora ci sarà un clash, che se cadono poi tutte e due si vince a tavolino, non ti danno il rigore, vincono direttamente a tavolino, fanno entrambi la simulazione e il VAR va in fiamme. Cragnotto nuovo preparatore della Juve. Aiuto, aiuto. Sì, live con Moschella per forza, Angela, per forza. Scusate, quando sta la Juve stanno ancora 1-1 a quanto pare, Carmela. Benvenuta, ragazzi, 163 simultanei, 123 mi piace, sono molto orgoglioso di voi, grazie. È una gara di tuffi, sempre 1-1, sì, va bene così. Insomma, possiamo togliere da mezzo queste pagelle, poi possiamo fare una menzione a quelli che sono entrati, ma qui quell'intervento si merita un più. Dem mi è piaciuto perché Dem adesso stiamo molti, capito? Si stava scaldando. Ricordate quando Mertens ha preso la botta sulla spalla, no? Quello disonesto che senza guardare il pallone proprio si butta con tutta la forza. Come fate? Cosa ha detto? No, come ha detto quello? Regolarina. Spallata regolarina. Una roba da vomitare proprio, da vomitare. Vabbè, comunque, non votare, va benissimo. Mertens che col pericolo di uscire si stava scaldando lo boccia. Allora tutti quanti un pochino, sai, dentro di noi pensiamo, ma allora Dem è uscito fuori dai radar? No ragazzi, no, non vi preoccupate, che con Dem si arrizza sempre. Non vi preoccupate, il dinamismo di Dem e la semplicità di Dem ci tornerà molto utile, non vi preoccupate. Perché è una stagione dove ti servono due squadre tutte forti. E per una volta che abbiamo la panchina bella che ti giri e dici, ah, ma questi non erano i titolari dell'anno scorso. È giusto, è giusto. Regolarine, regolarine, sì, sì, sì. Ma scherzavano? Non lo so se scherzavano, ma è stata una telecronaca scandalosa come al solito. Come al solito. Dieghitos Brawl Stars. Anche io giocavo a Brawl Stars, dovrei riprenderlo, lo sai, Dieghitos. Io ho un altro account dove faccio gaming, si chiama Fluizot, ma questo è un altro paio di maniche. Koulibaly, la prestazione, io gli ho dato 7 perché comunque non... Forse 7 è un po' troppo, però Ilicic non ha fatto nulla e poi anche quando nel secondo tempo sono entrati, sì, eh, è stato più importante in impostazione che non... Chiesa espulso? No, 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 fatemi sapere, Rissa? Ah no, rosso a Chiesa, no, Rissa, c'è stata una rissa, no? Regolarina fa rima con Mappina e non voglio essere volgare. Le alternative, la Juve in 10. Ok, sì, vedo, è il 60esimo e Federico Chiesa viene espulso. Ma Lazio può giocare con 10 positivi? Narcos è una bella domanda alla quale non so rispondere perché non so se il protocollo della UEFA è lo stesso di quello italiano, non so se possono intervenire le autorità sanitarie. Io ritengo che è facile che stompi la partita, anche perché la UEFA, protocollo, tutti quanti dicevano "Ah, la UEFA, no, se voglio vedere se non giocate in Europa", la UEFA ha ascoltato l'Islanda, le autorità islandesi e ha rimandato la partita dell'Under 21 con un paio di positivi, quindi non lo so, probabilmente sono anche
valutazioni da fare in base all'importanza della competizione. Veramente non so, quindi non parlo. È espulso Chiesa, te lo meriti, successo, grazie Angela. E mettete mi piace, siete gobbi. 13 disponibili al protocollo UEFA. Ok, Brewer ci ricorda, quindi se ne hanno 13 si gioca e speriamo che l'hanno rispettato il protocollo, la cosa, perché ricordate che dobbiamo andare noi là. Non fatemi dire stupidaggini. Fatemi capire cosa succede. No, vengono loro qua. E quindi ragazzi si crea il problema. Io non è che posso dire noi non potevamo partire, loro possono partire. Si crea il problema e io credo che De Luca li blocchi alla frontiera a questo punto. Perché se vengono con 10 positivi, almeno che non hanno seguito tutte le cose che le hanno messi in bolla, tutti questi problemi e ci sono, perché non so come tempi tecnici quando si sono positivizzati, se erano già positivi prima, perché poi questo poi farà la differenza probabilmente. De Luca con lanciafiamme, sì, come state dicendo voi, si mette là alla frontiera e appena arrivano questi siete un focolaio. Sicuramente ne sentiremo delle belle e diranno sicuramente, vedete, con i 10 positivi loro hanno fatto la trasferta e non ne usciamo più. A me non me ne fotte. Io veramente prendetevi 3 punti. Sono in grado di dire prendetevi 3 punti, lasciateci il punto di penalizzazione. L'importante è che il mondo si renda conto che quello che abbiamo fatto era nella logica delle cose perché siamo stati bloccati ed era evidente e che il pericolo c'era, l'abbiamo pensato tutti. Pigliatevi il punto, va bene, decide la Lega, non me ne frega, noi andiamo avanti e guardiamo le partite che ci giochiamo sul campo. Sul campo, 38 sul campo, dicono loro. Va bene? Va bene. Allora, hanno annullato, ok, quindi c'è stato palo della Juve, palo di Morata, ok. Ok, quindi la Juve sta pressando e ovviamente ci avviciniamo al 70° e la Juve deve fare quello che deve fare. C'era stato un leggero infortunio per Cigarini, ma penso niente di grave. Ragazzi, mi dite che cosa ne pensate per aver dato rosso a Chiesa avrà fatto una simulazione cadendo addosso a Quadrato che a sua volta sarà caduto a te. Può essere, Filippo, può essere, l'ho detto, se li metti tutti e due insieme in campo succedono cose del genere. È così. Il Napoli non vuole giocare con la Z perché ha paura. Esatto, Vinci. Il cronista tedesco ha ripetuto 5 volte che la sconfitta e la penalità sono illogiche e ingiuste. Levitan, questo poi per noi che stiamo all'estero è ancora più... Hanno messo tre... Non mi piace. Angela, falli fare, falli fare. Pirlo Olanda, Jeffy lì. No, quello che volevo dire è Lino Bailo, che fai? Lino Bailo fa la doppietta allora. Che poi è triplette perché si è pure abbonato, allora è pazzo. Completamente pazzo. Sentite il rumore? Sentite il rumore dello screenshot? Perché Lino Bailo non si ferma e ricomincia, anzi, più forte che mai, più forte di prima. Bump. That's a fist bump. Sapete che cos'è il fist bump? E quando ci hanno detto non vi dovete più dare la mano, al massimo datevi il pugno, poi dopo hanno cambiato idea, al massimo datevi il gomito, poi dopo hanno cambiato idea e hanno detto no, mettetevi la mano sul cuore, poi hanno cambiato idea e hanno detto statevi a casa, anche con i parenti. Quando la finiremo non si saprà mai, ma comunque un mio collega qua in Francia pure era scandalizzato. Esatto, stavo facendo questo discorso dell'estero perché io sono iscritto a moltissimi gruppi americani dove si parla di Serie A, mi sto informando, sto vedendo cosa ne pensano gli altri, anche non napoletani, proprio in generale quelli che seguono la Serie A dall'estero, spagnoli, americani. Ragazzi, poi dicono, associano la parola mafia alla parola Juventus, ok? Ma inevitabilmente si associa all'Italia. Capito qual è il problema che poi mi fa andare in freva a me? Già noi viviamo questo pregiudizio a prescindere perché Al Capone, per esempio, no? La mafia italiana nel New Jersey,
Allora, ci sono state ovviamente delle problematiche che hanno nella storia dei paesi, hanno identificato l'italiano come mafioso, no? I Goodfellas, tutti i vari film, Il Padrino, eccetera, eccetera. Quando poi continui questa Berlusconi all'epoca, sempre il mafioso, allora quando poi si aggiunge anche il calcio, loro non è che fanno una distinzione e dicono la Juventus ruba piuttosto che quell'altra squadra invece sono onesti. Loro dicono Italia mafia e insistono a dirlo. E ovviamente non ne usciamo più perché lo diciamo stesso noi. Quindi veniamo visti male poi all'estero e quando poi dobbiamo andare in Europa e sentiamo quello che dice you pay contro l'arbitro in Juventus e Real Madrid, facciamo brutte figure internazionali ed è un peccato perché l'Italia era il paese dove il calcio, insomma, l'Inghilterra prima, poi c'era la Serie A e invece non è più così. Siamo diventati piccolini piccolini. Dispiace, spiace per Inzaghi e spiace per la Lazio. Amore! Amore! L'unico che si salvava era Tony Soprano. Grandissimo, grandissimo. Un grande TV show. Purtroppo sta su HBO e non ce l'ho. Però, quando ce l'avevo. Amore, allora. Però c'è da dire che il giudice sportivo deve valutare soltanto in virtù del protocollo Serie A, quindi la sentenza era scontata. Poi il ricorso vincerà un 100%, lo dicono tutti. Esatto, Giuseppe, questo è tutto. Io ho fatto anche il parallelo, sembrava scontato anche farlo, ma il giudice sportivo è lo stesso giudice sportivo che all'epoca multò Milik per la simulazione che Milik non fece. Perché? Perché questi giudici non è che valutano dicono una loro. Lui ha usato anche, per esempio, è una mia opinione che il Napoli voleva già non giocare. Lui ci ha valutato sotto questo punto di vista. Ma in generale, loro non si prendono manco la responsabilità di sovvertire una cosa, oppure di usare il buonsenso, oppure di dire guarda, mi sono reso conto che l'errore dell'arbitro è evidente. Perché? Perché se ammettono l'errore dell'arbitro pubblicamente, cosa fatta poi fermandolo con due turni, ma si può dire no, magari non era in forma. Se ammettono l'errore dell'arbitro pubblicamente, allora devono far rigiocare la partita. Allora loro si coprono da questa cosa qua e dicono no, simulazione, l'arbitro ha detto così, non entro nel merito se era fallo o meno, se sei stato ammonito per simulazione e sul referto c'è ammonizione per simulazione, devi essere multato, anche se poi abbiamo stabilito con tutti i VAR, con tutti gli arbitri in pensione, che quello era fallo netto ed era rigore per il Napoli. Milik viene multato, sempre Mastandrea. Quindi Mastandrea legge semplicemente che l'arbitro dice sono passati 45 minuti, il Napoli non si è presentato, automaticamente 3-0 il punto di penalizzazione. Poi ci sono presi 10 giorni perché? Per trovare il cavillo, per giustificare la cosa, per capire l'ASL, eccetera, eccetera. Bastava un giorno per valutare il carteggio, non ci sia bisogno di 10 giorni. Ecco perché a alcuni, e anche a me, è sembrata una cosa, abbiamo già la sentenza, dobbiamo a ritroso trovare una ragione per giustificarla. Ecco, questo mi è sembrato. Però, ma sta Andrea, ma su Giorgio. Ma se dopo la positività di CR7 hanno convocato la riunione straordinaria degli azionisti, ah, ma come no? Come no? E in quella cosa là, poi Agnelli ha detto farò di tutto per riprendere gli scudetti che ci hanno tolto. Cioè, loro non si arrendono. In quanti gradi sono stati condannati e hanno detto l'avete perso? Uno scudetto va all'Inter e un altro viene annullato completamente. Loro insistono davanti alla borsa perché gli azionisti, se no non cacciano i soldi saranno 38, noi andremo oltre e quindi è così. CR7 che elude due quarantene, torna in Italia da contagiato, ne vogliamo parlare, è una roba assurda. Esatto, Brewer. Oltretutto, sai qual è la roba assurda? La roba assurda è che lui fa... Attenzione, Baby Fox è partito mannaggia, io mi devo fermare, devo fare lo screenshot perché Baby Fox se lo merita. Se lo merita sempre, attenzione, attenzione. Comunque il discorso è, Ronaldo fa una live su Instagram dove dice è tutto falso, ho rispettato tutto, ok?
La notizia che rimbalza sui social e sulle televisioni non è Ronaldo dice il falso due volte, perché l'abbiamo stabilito che ha lasciato la bolla e la Juventus lo ha denunciato alle ASL. Quindi l'hai violato il protocollo. L'hai violata la bolla. Vuol dire che stai dicendo il falso due volte. Cioè, una volta hai sbagliato per violare la bolla, la seconda volta dici il falso perché hai detto no, io non ho violato niente. Ma che coraggio! Ma che coraggio che hanno e che coraggio Giuseppe Schiavo alias Baby Fox. Boom, boom, boom. Grazie amico Bellino, grazie. Il coraggio, hai capito, di mentire fino alla fine per la gola. Mentire per la gola. Si può discutere sul ritorno in Italia. Che qualcuno ha detto: informati se non lo sai, pagliacci. Pagliacci, amore. Pagliacci, perché praticamente i pagliacci non sanno che con l'aereo sanitario, che costa una roba tipo 30.000 euro, uno schifo alla miseria. Aereo sanitario, quando poi tu stai buona, l'aereo sanitario è perché devi giustificare come da protocollo sei uno infetto e quindi devi avere l'aereo sanitario per ritornare nella tua villa a Torino con le piscine, con le cose. Vabbè, non che lui non avesse ville in Portogallo, ovviamente, ma perché si fa rientrare? Perché in Italia l'obbligo di quarantena dopo la positività, dopo il tampone negativo è diventato di 10 giorni, mentre in Portogallo è ancora di 14. E allora poi si rischiava che saltare, oltre a saltare Crotone, avrebbe saltato anche qualche altra partita. Pagliacci, pagliacci. Oramai Pagliacci è il nuovo Rosicate. Vi ricordate che dicevano sempre rosicate? Questo era il mio gesto, rosicate. Adesso è pagliacci, siete dei pagliacci. Ma l'ho sentito dire anche dai napoletani. Sono i termini che mano a mano prendono piede ed è così. È entrato Rabiot. Questa è un'altra cosa bella. Questa è un'altra cosa bella. È entrato Rabiot perché Rabiot ha scontato la squalifica a tavolino. Rabiot era squalificato. Ovviamente, doveva saltare il Napoli. L'ha scontata a tavolino. Ora poi mi chiedo, da protocollo, Brewer mi dirà, ma lo potete immaginare anche voi, la sconta con noi, cioè se si dovesse rigiocare, Rabiot resta squalificato o no? Perché io di mio non farei mai giocare Insigne, Elmas e Zielinski. Questa era la mia proposta ritwittata da altri amici. Se ce la fanno rigiocare, io la rigiocherei senza quei tre, proprio per dimostrare di essere superiori e dire noi non avevamo paura di niente. Con questa formazione qua, senza manco Bakayoko, con Demme, con Lobotka, va benissimo. Andiamo a Torino, gli facciamo il culo così. Invece, magari giocheranno contro. Resta. Non resta squalificato. Come funziona? Fatemi sapere. Penso che se rigiochiamo è squalificato. Non lo so. Hai sentito quello che ha detto? Mi sembra Cruciani su Ronaldo. No, non ho sentito. Cruciani di solito spara sempre a zero. Non voglio pensare che l'abbia difeso. Comunque, vorrei capire questa cosa qua. Io insisterei nel fare la formazione che avevamo a disposizione all'epoca, giusto per essere superiori e per dimostrare che non ce ne fotte proprio perdere, vincere. Vincere è l'unica cosa che conta per voi, non per noi, per voi. Noi vogliamo la prestazione, noi vogliamo le esultanze, le emozioni, eccetera, eccetera. Sì, se si rigioca è squalificato, ok. Ha detto Ronaldo è ricco e fa quel che vuole. Certo, Cruciani, figuriamoci. Figuriamoci se non perdevo occasione per dimostrare quanto è un cretino. The Gag. L'ho letta all'inglese, non lo so se la leggi così. Ciao. Ragazzi, 172. Lasciate qualche mi piace perché mi piace sono 133. Però lo so che siete nuovi, qualcuno l'ha già lasciato. Ciao Valerio, c'è poco da parlare e si gode. È vero, Ferdinando, questo è più un incontro. Io ho fatto l'analisi all'inizio della live. Ovviamente questa live sta diventando lunghetta, eh. Siamo a 1 ora e 25. A questo punto noi arriviamo quasi alla fine della partita. Mi prenderei una pausa giusto per rifillare l'acqua, no? La cosa con l'acqua, questa qua, che già magari metto un altro pochino. E faccio pure una pipì, ma voi ve lo permettete? Però sapete che cosa faccio? Se faccio una pipì, vi lascio con la musica.
Perché secondo me voi non dovete poi rimanere a bocca asciutta. Ok? Vi lascio con una canzone che ancora non ho pubblicato e che fatemi sapere se si sente. Ok? Si dovrebbe sentire in sottofondo. Fatemi sentire. Si sente? Ah, segnata Juve. Ah, segnata Juve. Allora me ne vado. Me ne vado. Vi lascio la canzone. E quindi, fatemi capire, Alvaro Morata doppietta e quelli volevano far giocare di palla contro i Roma. No, è meglio di no. Come si sente la musica? Si è sentita? La metto in sottofondo più basso? Devo cercare un equilibrium. Adesso penso sia troppo basso, però ragazzi, queste sono quelle cose che tu devi preparare prima, non è che le puoi improvvisare. Come sottofondino, questo è un sottofondino che metto anche nel mio podcast. Si è sentito? Benissimo, benissimo. È il mio podcast Caffè Napoli 1926 che trovate su Spotify, su Apple Podcast. Devo riprenderla quella cosa là perché è un po' di tempo che non posto niente, però. Caffè Napoli, hai visto i falli non fischiati a inizio partita? Come no? Ne ho contati almeno 6, sistematici e volutamente non chiamati. Andy, l'ho pensato subito. Ne ho contati almeno 6 proprio netti. Che tu dici, ok, capito, questo è l'andazzo. Stavolta però siamo stati troppo più forti. Siamo stati troppo più forti e non sempre si può essere così più forti. Questo è il problema. Però stavolta siamo stati veramente troppo più forti, li abbiamo schiacciati. E a differenza di altre volte dove prendiamo il palo, dove siamo meno limpidi sotto porta, lucidi sotto porta, stavolta è andata bene. Mi dicono che stanno guardando il VAR. Fatemi sapere, Filippo De Paoli, Massi ci fanno sapere che stanno guardando il VAR. E allora queste sono notizie che diamo in anteprima, ma... Ciao Chris. Chris, are you that Chris? My Chris? How are you, brother? You don't understand a thing. I know, I'm so sorry, guys. Ragazzi, faccio una parentesi in inglese. I'm so sorry, and I love that you're here to support me even... Gol annullato! Ok, so Chris, the thing is that Juventus just got a goal disqualified. Basically, the goal is not allowed, so offside, so è fuori gioco. Ragazzi, ritorno a parlare inglese se no non capite niente. In questo momento siamo 4 spettatori se ne sono andati perché ho parlato in inglese. Se ne stanno andando tutti. Ragazzi, non vi spaventate, è un po' di inglese, non fa niente. Dobbiamo parlare di questo gol annullato. Fatemi sapere, il fuorigioco era netto oppure dubbio? Da quanti anni parli bene di inglese? Offside di Morata. Ferdinand, io mi sono trasferito qua a New York nel 2000, alla fine del 2011. Thank you Chris, see you soon on the other channel. I'm gonna make another video. Sì, mi sono trasferito nel 2011, parlavo un pochino inglese, ma più che altro un inglese scolastico. Sai, l'inglese della scuola dove fai un sacco di errori, la pronuncia è tutta sbagliata. Poi dopo, venendo qua e stando sul posto, ti impari. E tantissime serie TV
guardate in lingua originale coi sottotitoli. Questa era la cosa che mi piaceva di più. Non coi sottotitoli in italiano, coi sottotitoli in inglese. Perché là inglese a parlare e inglese a leggere, così leggi le parole che non capisci e lì che impari meglio. Questa poi è la mia esperienza, la mia ipotesi. Ho sempre adorato le lingue, ho sempre adorato viaggiare. Fuorigioco è fuorigioco, l'unica regola del VAR che non può essere interpretata. Non è vero, alle volte sai. Roberto Salatiello, ciao Vale, ho visto la reaction, sono entrato nel live, non ho visto il match, curiosità, come ha giocato Bakayoko, ha fatto filtro? Sì, Robè, ha fatto grande filtro, ha giocato semplice, è grosso, si gira un pochino, può essere a volte un po' macchinoso quando si gira, ma la sua fisicità, se si mette davanti in tempo, gli altri non gliela levano la palla, non gliela riescono a levare perché ha queste gambe lunghissime. Ha fatto un'ottima partita, un ottimo impatto e ha aiutato Fabian. Si muovevano proprio bene in concerto entrambi, veramente bene. Simone D'Esposito, riassunto Napoli anti-Juve. Non riesco a dirlo, però la verità è che l'Inter può deludere e l'Inter bisogna capire se il Milan è l'anti-Juve al momento. Cosa ne pensi? Aspetta, mi sto perdendo un'altra domanda a cui volevo rispondere. Gabriele Bastevole, cosa ne pensi del Napoli senza Insigne? Allora, Insigne ha sempre garantito ottime prestazioni per quanto mi riguarda e grande copertura. Insigne garantisce assist, sotto porta non è freddissimo, però è molto bravo sui rigori, l'ha imparato, bisogna dirlo. Lozano poteva rappresentare un rischio qualora non avesse fatto la fase difensiva, cosa che sta imparando a fare. E l'ha fatta molto bene oggi, sia a sinistra che a destra, ha aiutato molto Yusai e quindi a questo punto ci sta che Insigne non è più inamovibile, ma se la deve giocare come tutti gli altri. È il capitano, noi gli vogliamo bene, tutto a posto, però non è sai quelle cose che tu dici non si tocca. No, se la gioca, se la può giocare. Ma se la gioca con Lozano, ma se la gioca anche con Elmas. Dovranno alternarsi tutti, ragazzi. Veramente non sono preoccupato. Io e mio fratello, 2 gemelli, io e mio fratello quasi una settimana fa ci siamo trasferiti in America, siamo in Michigan. Ah, grande! Ok, quindi c'hai un fuso orario più simile al mio. Tiene un po' di Waller a Bakayoko, però non è lo stesso tipo di Waller di Fabian. Esatto, Giuseppe, questa sembra una stupidaggine, ma invece è una cosa molto tecnica. Perché la Guallera di Fabian è una Guallera tecnica, nel senso che si deve aggiustare, sai, mettersela sul piede suo per fare la cosa più bellina. Invece Bakayoko c'ha una Guallera fisica che è più pesante e quindi così. Ma entrambi, se giocano bene, se danno il 100% e se sono convintissimi e stanno in forma specialmente, è anche una questione di stato di forma, possono coesistere e possono fare grande schermo entrambi. Bakayoko deve fare l'appoggio facile, secondo me non ha il lancio e non lo deve fare l'appoggio facile alla Demme. Il lancio è roba di Fabian, il lancio è roba di Lobotka, quindi si possono alternare ipoteticamente Fabian con Bakayoko e Demme, Lobotka con Bakayoko e Demme. Così la vedo io come coppie prestabilite. Poi ovviamente possono anche fare tutti, cioè Demme e Lobotka, anche Fabian e Lobotka possono giocare insieme, anche Demme e Bakayoko in alcune partite, non è detto. E c'era la quale era più probabilmente sì. Adesso che ore sono da me? Sono le 4:30 del pomeriggio. Noi non siamo l'anti di nessuno, noi siamo il Napoli. Sono d'accordo, Ferdinando, noi dobbiamo guardare sempre e solamente a noi. E sono contento che adesso che ho ripreso a parlare italiano sono risaliti gli spettatori simultanei che si saranno spaventati a sentirmi parlare inglese, ma non vi preoccupate. Fioccano, siamo all'85esimo sulla mia app, fioccano i cartellini gialli e le sostituzioni nel Crotone. È entrato Luperto e adesso fa lui il fallo da rigore che darà la vittoria alla Juve. Siamo negli ultimi 5 minuti regolamentari, dopodiché ci sarà il recupero e mi sembra evidente che è arrivato il momento di cadere in aria. Mamma mia, come sto ma perché siamo tra di noi? Ma se qualcuno passa e si sente queste cose qua, pagliacci,
Luperto segna di testa. Ma Luperto c'ha un buon sinistro, lo sai? C'è stato il video di presentazione di Luperto che ha fatto il Crotone sui social, dove hanno fatto vedere un paio anche di gol. Ah, è uscito Luperto. Eh sì, al posto di Luperto, non è entrato Luperto. Luperto ha giocato. Vedi, do le informazioni sbagliate, meno male che ci siete voi. Sì, Luperto era nei tre centrali insieme a Luca Marrone e Alessandro Magallan. Pagliacci! Secondo te Zielinski può iniziare a essere impiegato più offensivo? Sì, Giuseppe, secondo me lo vedremo in zona Insigne o in zona Mertens quando i due dovranno rifiatare. Perché secondo me il famoso equilibrio che Gattuso, dopo aver vinto 2-0 e 6-0, ha continuato a parlare di equilibrio e diceva a me mi piace così, però ma già sempre sta accorto. Secondo me con Baca e Fabian, con Demme e Fabian, con Baca e Lobotka, con Demme e Lobotka, secondo me questa è l'idea dell'equilibrio. E spostiamo quelli là più bravi tecnicamente in avanti, il controllo orientato di Zielinski e magari qualche gol in più, se sta più vicino alla porta lo fa. Luperto per il Napoli non era cosa, ma Crotone non ne ha fatto male. Ma per forza, Diego, ma sono questi i giocatori che... Il presidente del Crotone ci ringrazia ad ogni intervista per Luperto e sa sapere che ringraziamo noi a lui. Ma, esatto, ma perché non era manco malissimo, però guagliù, nel Napoli devi essere, cioè esce Koulibaly, entra Luperto, è troppo il divario, capite? Cioè noi di Manolas ci lamentiamo. Purtroppo, capite? Il livello è salito tantissimo. Allora finché tenevi Aronica, Contini e va bene. E poi già Campagnaro e Aronica ti stava stretto. E con Grava stavi più felice che con Aronica. E poi anche Paolo Cannavaro che giocava bene a un certo punto. Ma forse fosse meglio Fernandez al centro della difesa e mettiamo a Paolo Cannavaro a destra. Insomma, il Napoli ha fatto un discorso in questi anni di crescita continua, bisogna dirlo. E quello che sembrava un ridimensionamento, vuoi vedere che quest'anno non è un ridimensionamento, ma siamo più forti degli altri anni perché la panchina è lunga? Chiriches, altro grande esempio, esattamente. Chiriches sta su benissimo, perché oltretutto è uno che si è preso sempre la responsabilità di fare un dribbling in più, ha sempre rischiato, la zella, e nel Sassuolo va benissimo, perché De Zerbi è contento anche se ti pigli un rischio in più, vuole giocare sempre palla a terra alla Sarri. E se Sassuolo perde un paio di partite per un errore di Chiriches non succede niente in città, nella città Sassuolo, perché voi sapete che Sassuolo gioca nella città di Sassuolo. Cosa succede allora alla partita? Siamo a che cosa? A che minutaggio? Perché noi dobbiamo seguire, siamo all'89esimo, Poi quando finisce, ragazzi, appena scatta il gol della Juve, stacchiamo la diretta e... Ma come fanno gli youtuber bravi a fare la diretta di 3, 4, 5 ore? Tipo Neschio, no? Che fa queste dirette e non va mai a fare pipì. Come fa? Io subito devo... Vabbè, l'età. Lupefo, brava. Mi sono rivisto gli highlights. Il gol di Osimhen e su assist di Ospina. Che meraviglia. Abbiamo comunque anche questa soluzione quest'anno. Comunque Manolazzo una pezza ce la poteva mettere visto il recupero velocissimo. Sì, è proprio nelle caratteristiche di Manolas fare quel recupero là. Non è andata bene. Può essere là un pochino di appagamento. Può essere. E niente, siamo ancora 1-1 a Crotone. Abbiamo un amico Checcolino, nostro amico di scuola, che a Crotone ci passa tutte le vacanze, c'ha origini crotonesi, ma invece di tifare Juventus tifa Napoli. Com'è sta cosa? È perché si è trasferito a Napoli e ha capito che la maglia azzurra questa è. Vedete? Prince, by the way, cosa ne pensi di Osimhen dopo queste 3 partite? Penso che è un crack. Penso che è veramente fortissimo. E aggiungo, ha pulito anche palle sporche. Osimhen non gliel'hanno data sempre bene e molti facevano il controllo, il fenicottero non la controlla bene. Ragazzi, non è vero. È talmente agile
che la palla anche è sporca, anche se non la controlla benissimo, è subito agile a rimettersi bene col corpo davanti al pallone e a scattare. Anche stop non perfetti, no? Lo stop pulito è quello là di Zielinski, per dire. Lo stop pulitissimo è quello di Insigne, che la palla sporca te la pulisce e sta a terra bella ferma. Osimhen è più, come si dice, è più frenetico nello stop, no? Però la palla schizza un po' più lontana dal difensore e il difensore non ha la disponibilità immediata, non può fare l'intervento. Poi tanto che è veloce ed è agile che si può mettere davanti e a seconda della palla dove è andata, non so se di proposito o per culo, perché potrebbe anche essere, è giovane, deve crescere, io non gli contesto niente. Poi può decidere se si deve alzare la testa e guardare l'arrivo dei trequartisti, e lo ha fatto e lo fa in continuazione, l'arrivo di Mertens, di Lozano, di Politano, o anche Fabiano quando è salito più in avanti, oppure se invece il controllo lo ha portato a scavalcare il difensore, si crea lo spazio e tira in porta. Oh, allora abbiamo trovato una punta centrale di quelle là che fanno reparto da solo, che aiutano gli altri a segnare. Poi secondo me ne fa 15 di gol, non più di 15. Questo è l'anno dove deve capire delle cose, deve imparare altre cose. Per me 15 gol sto bene banco, e poi ne farà fare almeno 30 per i suoi movimenti agli altri. Poi altri gol saranno farina del sacco degli altri, ma 30 gol li fa fare tra assist e movimenti contrari che liberano poi gli altri giocatori alla cosa. Il recupero, 7 minuti di recupero. Vabbè, dai. No, ma sicuramente sono nettissimi. Sicuramente, come ha giocato Lozano a sinistra, a differenza rispetto a destra, la differenza è che si accentra e tira piuttosto che allargarsi e crossare. E il gol è arrivato da una di queste azioni qua. Però a sinistra l'ho visto anche più mentalizzato a difendere, forse perché dentro di sé sa che Yusai è più in difficoltà rispetto a un Di Lorenzo. E quindi questo mi è sembrato. Mi è piaciuto sia a sinistra che a destra. Continuo a pensare che a destra sia più imprevedibile e credo che potrà avere più minutaggio se se la gioca con Politano rispetto ad Insigne, ma al momento ci può stare il ballottaggio anche con Insigne quando tornerà. Ci sta tutto. Devono fare segnare i loro amici della Juve, meno 5 minuti. Dai. Vabbè ragazzi, ma va bene al cardiopalmo, perché la Juve o vince o impara. Ricordatevi questa cosa qua. Vincere è l'unica cosa che conta e loro vinceranno. Adesso siamo al 94esimo e si va ai rigori, dopo. Sì, ho i tempi supplementari. Milan da scudetto non lo so, secondo me la rosa è corta, però con Ibra in forma possono contarci. Quante ore di live? Penso che siamo a 1 ora e 43 e aspettiamo a questo punto il gol della Juve e poi stacchiamo perché non riesco più, perché poi mi finisce la voce, poi devo bere, poi devo fare pipì, perché questa, cioè, a una certa età succede questo. Mi piace la soluzione con gli esterni invertiti a rientrare con Mertens e Osimhen che creano spazi. Sì, Giuseppe, Gattuso è forte, l'ha pensato e l'ha detto anche nell'intervista, ha detto io ho dovuto faticare per farmelo comprare, avrà dovuto convincerlo a De Laurentiis e Giuntoli, però lui sapeva, questo è uno di quegli acquisti che devi ascrivere a Gattuso. Poi sicuramente Giuntoli lo conosceva già, l'avrà seguito, ma è stata la volontà di Gattuso nell'individuare il profilo con le caratteristiche adatte per svoltare il Napoli e per essere più efficaci e per avere la verticalità e per avere uno che è una furia, che i giocatori, la difesa avversaria se ne deve preoccupare, e se poi ti scordi Mertens e se poi ti sei scordato Lozano e se ti scappa Politano e non chiudi bene, Politano prende la porta se tira da lontano. È bella roba, è bella roba. Arriviamo a 200 like, perché no? Facciamo che arriviamo a 200 like se finisce la partita. Al gol della Juve arrivano tutti i like, ok? A quanto stiamo? 94, 96esimo. Manca un minuto? Quanti anni hai? Mamma mia, troppi. Non lo voglio dire. Quando arrivi a non lo voglio dire vuol dire che sono troppi e devi mettere gli occhiali da vista. Però sono finti. 36.
36 come gli scudetti della Juve. Io poi mi faccio ridere da solo. Ciao Canepazzo! Canepazzo è uno degli amici Bellini più cattivi nei commenti. È sempre, come si dice, è sempre un po' incazzato nero. Anche il video su Mertens non gli è piaciuto. No, il video ti è piaciuto, lo so, sto scherzando. È semplicemente tu vai proprio, estremizzi il concetto del solo la maglia. I giocatori sono tutti mercenari. E non ti do nemmeno torto. Io però ancora mi innamoro a volte. A volte, cioè, per esempio, quando metto la benzina, no? E devo mettere un $25 di benzina, io ne metto 26 perché è il numero di Koulibaly. Oppure ne metto 23 se Yusai ha giocato bene. Ok? Quando poi voglio fare il pieno ne metto 44 perché Manolas. Cioè, faccio queste cose così. Manolas è 44, non mi ricordo. Non mi ricordo niente. A Berlino forza Crotone sim fort. Fammi capire, è finita o non è finita? Siamo ancora... Sta ancora giocando, siamo nei tempi supplementari. Come funziona? 97esimo ancora? Ongoing. L'app mi dice che stiamo ancora giocando. Fratata. Ti sei emozionato con l'abbraccio? Sì, Chris, mi è piaciuto tantissimo. È un abbraccio pregno di significato. È proprio... Mi hai dato i consigli, mi hai dato fiducia. Questo gol è per te. Gattuso, proprio ti ho voluto. Grazie. Sono andati ai rigori? Ok. È finita, amore. Ma mi facci capire una cosa. Adesso che è finita lo possiamo dire, no? Dopodiché, sì, sporrate, fate che... La chat dello screenshot dove Osimhen segna. Ah, hai ragione, lo posso fare a volo, perché siamo contenti e vediamo se riesco a portarlo. Screenshot, fammi vedere. Segna del gol di Osimhen all'Atalanta. Evelyn, ragazzi, lo screenshot è bello, è già pronto, non lo devo fare. No, forse lo devo fare. Dove sta? Me lo so perso. Ok, l'ho trovato. Lo mando dal telefono al computer e ve lo faccio vedere. Voi nel frattempo state pariando. Amore. Il Crotone e l'anti-Juve. Allora, vi faccio vedere questo screenshot di Evelyn, perché lui me l'ha detto e io gli ho creduto. E dobbiamo chiudere così. Lui stavamo parlando di altre cose, è una vergogna. Adesso la cosa più importante è che il Napoli non si demoralizzi e affronta le partite con grinta e veleno agli occhi. Segnati il gol di Osimhen contro l'Atalanta. Boom! Evelyn, 24. Grande. E anche un altro amico che ci chiedeva: ma devo mettere Zapata o Osimhen al fantacalcio? Io dissi: metti Zapata, perché se poi Zapata segna ci resti male, però almeno vinci nel fantacalcio. Se Osimhen segna sei contento perché sei tifoso, però poi perdi nel fantacalcio, almeno bilanci le due cose. Alla fine lui ha messo Osimhen e gli è andata bene. Forza Napoli, ragazzi, forza Napoli. Che faccio? Me ne vado? Siamo a 166. Dovrei fare un attimo una chiosa. Enrico Terlizzi, ti voglio bene anche io. Stavi a cercare una fidanzata d'amore. Lo so. Ragazzi, la scena di casa mia. Amore, la Juve pare... È bellissimo. E allora, ragazzi, hashtag amore, perché nella live con Neschio mi diedero il soprannome hashtag fake news, perché dicevano stronzate una continuazione e io dovevo fare il fact check. Cioè, dici, Zielinski era in giro per Napoli. Sbagliato, fact check, è una fake news. Mertens a cena, fake news. E mi hanno chiamato fake news. Adesso il nuovo hashtag, il nuovo codice è amore con la H alla fine, perché sennò hashtag amore escono tutte le cose melenzi. Esatto, bravissimo. Con un H alla fine lo facciamo diventare virale su Twitter, su Facebook, su Instagram. Seguitemi su tutti i social. Hashtag amore, hashtag Caffè Napoli 1926, hashtag Valerio Fluido, Valerio Fluido. Nessun rigore negato al Napoli, si grida allo scandalo e nessun palo. Questo è vero. Facciamo una chiusura a tutti questi amori. Non faccio più live con i personaggi. Ok, Elsime, scusami, lo so, io volevo fare una cosa bella ma non ha funzionato.
Che paura la Juve, pagliacci. Vedi che poi alla fine... Scream dov'è? È vero, Antonio Square. Grossa... Bella domanda. L'amico Scream che era intervenuto che diceva la Juve segna, poi vedi. E poi non è successo. Come mai? Non ha vinto. Fake news. Era una fake news che la Juve avrebbe vinto. L'ho detto anche io. Insomma, per chiudere, il Napoli non va a Torino perché aveva paura di perdere contro una squadra troppo più forte di noi. E quindi ADL telefona. Oh, Agnelli, ho paura. Facciamo che la rigiochiamo. Ho paura, amore. Ho paura. Il Napoli affronta l'Atalanta. Fa 4 pappine e chiude la storia subito nel primo tempo. Dopo ci rilassiamo. La Juventus va a Crotone. Squadra che punta alla qualificazione in Champions League diretta, ovviamente, quindi una squadra di grande rango, va in svantaggio subito, la pareggia e non riesce a fare più di questo, perché il gol che poi l'avrebbe portata, in realtà l'ha portata a vincere la partita, viene annullato per fuorigioco perché, ragazzi, i centimetri non sono opinabili. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questa sarà una bella settimana. Io penso che farò video a raffica. Perché non vi iscrivete e non lasciate qualche mi piace, qualche cosa? Vi voglio molto bene. Grazie a tutti quelli che hanno supportato questa live e che supportano in generale, gli amici bellini abbonati, gli amici di PayPal, gli amici del merchandising del Fluido.net, Valerio Fluido, ragazzi, grazie mille. Siete troppo belli, vi voglio un sacco di bene.